Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video unboxing, di questo nuovo prodotto che è appena arrivato. Come appunto avevo scritto nella pagina Facebook, sarebbe arrivato in questa settimana ed eccolo qui, l'Avermedia Live Gamer HD, pronto per essere testato nel nostro grande PC, eccolo lì in basso. Allora, vediamo un pochettino. Come vi avevo detto appunto anche nella pagina Facebook, non ho caricato video in queste 2 settimane, in questi 10 giorni, proprio perché mi mancava il dispositivo di registrazione, il vecchio Avermedia, magari dopo ve lo faccio vedere, dispositivo portatile era indicato più per le console, questo è più adatto al PC, ma ovviamente include anche la registrazione per console, come per esempio Xbox 360, PlayStation 3, però a me interessa molto la registrazione su PC e siccome è una scheda di acquisizione, date un'occhiata anche all'interno della, proprio nella parte posteriore, è una scheda di acquisizione, adesso ve la farò vedere anche meglio, eccola qui, questa scheda di acquisizione va collegata nella porta PCI Express della vostra scheda madre e tramite per esempio questo hot button potrete iniziare la registrazione. Allora, vediamo di iniziare a aprire la nostra confezione, visto che utilizzo una mano perché ho un cellulare come dispositivo di registrazione per adesso. Farò un attimo di pausa, vediamo un po'. Ed eccoci ragazzi, abbiamo appena rimosso la prima parte della scatola. Per quanto riguarda l'estetica, davvero Avermedia ha fatto un ottimo lavoro, potete vedere anche la seconda parte. Ed eccoci qua, la nostra scheda di acquisizione Avermedia Game Capture, con una piccola pellicola anche per proteggerla da eventuale polvere e così via. Notiamo anche il nostro dispositivo di inizio di registrazione, il nostro hot button in nero e in rosso, pronto sicuramente per far iniziare le registrazioni. Bene, sono riuscito finalmente ad eliminare anche l'ultimo pezzo ovviamente di plastica che andava a ricoprire la parte superiore, davvero un bel imballaggio. Allora, per quanto riguarda il contenuto diciamo secondario, notiamo la piccola card che ho anche ricevuto, magari ve la farò vedere, nel vecchio Avermedia, l'Avermedia Game Portable. In pratica XSplit è un programma che ci permette di registrare al meglio tramite l'aggiunta di immagini, addirittura webcam e così via. Inoltre questo dispositivo, il Live Gamer HD, è stato progettato anche in maniera molto definita e in maniera molto adeguata per lo streaming. Infatti, per chi disponesse di un'ottima connessione potrebbe sicuramente ottenere degli ottimi risultati tramite l'utilizzo dello streaming. Io non so per adesso come verrà fuori lo streaming, magari proverò con la mia connessione e sicuramente potremmo anche dedicarci a quest'ambito. Notiamo un'ultima scatola qui, vediamo un pochettino se possiamo aprirla con una mano, è abbastanza complicato, però vediamo se possiamo farcela. Ai ai ai, attenzione che è tagliente come la lama di rasoio. Olè. Allora, vediamo cosa contiene. Potevo anche guardarlo nella scatola, però voglio scoprirlo. Allora, un cavo HDMI se non sbaglio. Sì, un cavo HDMI. Io ne avevo comprato un altro per sicurezza, date un'occhiata. Sono andato appunto ieri al negozio di elettronica, ne avevo preso un altro, guardate. Però va bene, non fa niente. Sempre meglio abbondare. Un connettore per trasformare l'HDMI in DVI, eccolo qui. Notiamo anche, vediamo cosa c'è qua dentro. Credo che sia questo un jack da 3,5 mm, perfetto, probabilmente per schede audio esterne, eccolo qui. Vediamo un po' da questa parte cosa possiamo ritrovare. Il nostro solito manualetto delle istruzioni. Il Live Gamer HD è nominato anche C985 per analisi tecniche. Notiamo appunto le sue caratteristiche peculiari e fondamentali. Vediamo un po'. Ok, ovviamente in queste regole, in queste istruzioni non c'è mai la nostra lingua. Troviamo tutte le lingue: inglese, giapponese, tedesco, austro-ungarico, tutte, e ovviamente la nostra non c'è mai. Vediamo un po' cosa c'è. Tiriamo fuori dalla scatoletta un connettore, eccolo qua, DVI, eccolo qui. Vediamo un po' da questa parte. Attenzione. Bene ragazzi, allora abbiamo analizzato tutti i nostri componenti, l'adattatore, appunto il connettore HDMI DVI, abbiamo visto tutti i nostri cavi, il nostro cablaggio disponibile. Comunque notiamo anche il nostro, eccolo qua, piccolo segnalibro dell'Avermedia, utile per metterlo appunto nei libri, eccolo qui. Possiamo trovare a questo sito, il gamerzoneavermedia.com, il Red Central, che è il piccolo programma che vi farò vedere all'interno del nostro computer appena collegherò tutto.
come appunto utilizzare e catturare i video, effettuare screenshot e basarci nettamente sullo streaming, e troviamo anche i manuali per l'uso nel caso dovessimo perdere il nostro grande manuale. Bene ragazzi, allora abbiamo terminato il nostro grande unboxing, potete notare tutto il materiale che abbiamo analizzato, eccolo qui. Spero che questo primo unboxing vi sia piaciuto, davvero mi dispiace per questi movimenti della mano, comunque, perché dispongo di un telefono cellulare, non dispongo ancora di una telecamera, come potete vedere appunto in questa posizione fissa con un'asta, appunto ve l'ho domandata all'interno del post di Facebook. Ragazzi, se avete davvero conoscenza in quest'ambito tecnologico, postate magari un consiglio su una particolare videocamera per queste registrazioni. Comunque vi posso annunciare che giorno 18 luglio, se non sbaglio, arriveranno le cuffie, quindi le SteelSeries Siberia V2. Effettuerò un altro unboxing di queste cuffie e vi farò vedere un pochettino le loro caratteristiche. Comunque il mio parere su questo Avermedia Live Gamer HD ve lo darò nel momento in cui lo testerò. Magari adesso interromperò il video e dopo aver collegato certamente il Live Gamer HD vi farò vedere le sue caratteristiche tecniche, quindi magari registrando un gameplay. Volevo provare Battlefield 4, visto che è un gioco abbastanza pesante rispetto a tutti i giochi che dispongo nel PC, e vedere un pochettino come agisce nel campo di battaglia il nostro Live Gamer HD. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, come dire, una caratteristica tecnica. Tutti i registratori, come per esempio Fraps e tanti altri, utilizzano la memoria del nostro processore, quindi sicuramente la potenza del processore viene dedicata una parte a Fraps, una parte al gioco, quindi sicuramente possiamo notare dei rallentamenti a causa appunto di questo fatto. Sicuramente il Live Gamer HD dispone di una caratteristica fondamentale che limita il nostro utilizzo della CPU, garantendo quindi ottime possibilità di registrazione senza nessuna interruzione e senza nessuno sforzo della nostra memoria interna, garantendo quindi il massimo delle prestazioni in poco tempo e addirittura pochissimo spazio, proprio perché occupa una piccola porta PCI Express. Vi faccio adesso vedere una cosa che appunto non c'entra molto, però vi voglio far vedere la mia scheda madre, che tanti me lo chiedono, per farvi vedere che appunto è idonea all'installazione del nostro Avermedia. Eccola qua, la scheda madre è una P8Z68 VLX che appunto dispone di 4 porte PCI Express, se non sbaglio, l'avevo letta appunto l'altro giorno. Eccola qui. E comunque adesso ci lanceremo all'interno della nostra registrazione. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ed eccoci ragazzi, finalmente all'interno di Battlefield 4, ci troviamo all'interno di Operation Locker, la nostra grande modalità conquista è sempre accanto a noi. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Innanzitutto voi vedrete sicuramente il video di Battlefield subito dopo la sezione ovviamente dell'unboxing. Beh, vi voglio dire che sono passate circa 3-4 ore prima di riuscire a capire come si configurava tutto, tra il piccolo bottoncino da cliccare per iniziare la registrazione, tra l'audio da registrare e il video da registrare. Adesso appena finirà il video di Battlefield 4, magari tramite il flash del cellulare, quindi con un po' di luce in più, vi farò vedere come ho collegato i cavi per qualche utente che magari vorrà acquistare questo dispositivo e non riuscirà a capire come configurarlo. Bene, eccoci finalmente all'interno di Battlefield dopo 3 ore di prove per riuscire a capire come si collega tutto. Allora, adesso dovrebbe funzionare tutto come si deve. Io inizio con l'assalto, Scar come arma principale, una bella pistolina QZ al secondo, per il secondo slot, il defibrillatore, kit scorso e M7 granata frammentazione. Allora, proviamo ad andare, vediamo un po'. Ok, io nelle cuffie sento il fuoco, spero che lo sentiate anche voi. Si sente pure la ricarica, benissimo, magari devo alzare un po' il volume. Comunque procediamo, vediamo un po'. Ok, si sente. Vediamo, ragazzi, vedete un pochettino se è coordinata anche la mia voce allo sparo. Per esempio io adesso sto mirando, adesso fuoco, fuoco, fuoco. Dovrebbe essere coordinato, mi raccomando, fatemi sapere. Adesso procediamo e cerchiamo di dare del nostro meglio. Per esempio io adesso mi butto giù. Ok, proviamo di nuovo. Fuoco, fuoco. Ok, ricarichiamo. Benissimo, allora vediamo un pochettino come va. Vediamo se è vero tutto quello che ho letto sul Live Gamer HD per quanto riguarda la resa all'interno del campo di battaglia. Allora, vediamo di procedere da questa parte. Vediamo, c'è qualcuno. Stiamo registrando. Ok, questa deve essere la fossa del leone. Vediamo un po'. Ecco, attenzione, eccoli. 1, 2. Ole, fatto fuori col nostro Scar H combo 167. Andiamo da questa parte. Io parlerò sempre in continuazione, ragazzi, per far vedere per vedere se si sente tutto l'audio bene. Oddio.
Attenzione su Battlefield 4, mamma mia, gioco anche abbastanza pesantuccio rispetto agli altri giochi che posseggo. Beh, rispetto a Tropico sicuramente Battlefield sarà molto più pesante. Vediamo un po' una granata, vediamo come si sente il suono della granata, proviamo. Vediamo. Ok. Attenzione da questa parte. Non c'è nessuno, devo anche regolare di nuovo gli... come dire, ho disinstallato anche i driver del mouse perché volevo resettare. Adesso devo riconfigurare tutto. Attenzione, eccolo. Oddio, attenzione, assist di soppressione. Devo essere un po' più preciso. Andiamo da questa parte. Giocherò, ragazzi, un pochettino così, non mi concentrerò perché devo anche settare di nuovo bene i tasti nella tastiera, come dire anche nel mouse, la sensibilità dei DPI. Vediamo un po'. Fatto fuori, bene ragazzi. Colpo da maestro. Tanto vediamo anche gente che si collega su Origin. Ok, attenzione. Oh, ma non me ne ero neanche accorto, ragazzi. Pensavo che l'aveva buttata dall'altra parte. Però ringraziamo i nostri grandi medici che con le solite rianimazioni ci alzano. Benissimo. Attenzione, devo regolare di nuovo come dire, i DPI del mouse, perché così è davvero molto veloce. Ok, vediamo da questa parte. Vabbè, questa qua sicuramente è una cosa che farò dopo. Bene, la cosa più importante adesso è vedere se il video funziona bene. Se sicuramente giocherò male, ciò non importerà. Vediamo un po' da questa parte. Attenzione. Perfetto. Ehi ragazzi, attenzione, alzatevi. Alzatevi, venite a combattere. Qua ce n'è un altro, attenzione ancora. Vediamo un po'. Eccolo qua. Mamma mia, colpo del gol Magnum. Attenzione ancora. E ci rialzano 2 volte. Mamma mia, 2 colpi di defibrillatore e siamo ancora vivi. Grande resistenza del nostro personaggio. Attenzione. C'è un cecchino. Attenzione, l'avete visto? Abbiamo intanto colpito qualcuno. Vediamo da questa parte. Ancora qua hanno fatto fuori l'intera armata napoleonica. Attenzione. Vediamo di fare un pochettino di fuoco di supporto. Ok, però grande, stiamo bloccando. Oddio. Stiamo bloccando i nemici. Ok, non si vede più niente. La luce è andata via. Oddio, che cos'è stato? Ah, eccola, la luce è tornata. Che cos'è stato, ragazzi? Avete visto anche voi? Cioè, avete visto la luce per un attimo è andata via. E sono un pochettino anche in panico con questo Avermedia, perché vorrei che registrasse davvero alla grande per non avere più problemi. Cioè, o c'è stato qua un semi blackout che stava crollando il mondo, oppure l'Avermedia che come dire, ha avuto un calo di qualcosa. Speriamo di no, ragazzi. Io adesso mi allontano per vedere un pochettino se questo calo c'è da qualche altra parte. No, niente, non ce lo vogliono far vedere. Ci hanno fatto fuori. Vabbè, comunque voglio davvero, ragazzi, evitare problemi con la registrazione, perché tutto deve andare. Ancora ci rialzano una terza volta il nostro defibrillatore preferito. Ecco, attenzione, non c'è nessuno. Qua c'era qualcuno che mi ha ammazzato. Come dire, ragazzi, non voglio avere più problemi di video, né di audio, né di sincronizzazione. Io voglio solo giocare, divertirmi, senza stare a pensare al problema dell'audio, al problema del video, perché spendo questi soldi. Questi vi metterò anche in descrizione il link da dove l'ho acquistato, da Amazon, 150 euro circa. Io sicuramente spendo questi soldi e voglio non avere più problemi. Voglio dedicarmi nettamente al commento, al gaming puro, senza quindi preoccuparmi, stare sempre con l'occhio destro a guardare il PC per vedere stai registrando, non stai registrando, mi devi fare buttare 50 minuti di video, come è capitato sì e no 500 volte. E questo è sicuramente anche una delle cause per cui a volte non caricavo video giornalmente, perché facevo i video e poi non venivano registrati e dovevo gettarli nella spazzatura. Quindi perché o il video non aveva l'audio o il video era non sincronizzato, e quindi sicuramente poi alla fine una persona, dopo che tenta di fare video in questa maniera, cioè uno quando vuol fare un video è felice di farlo perché vuol giocare, non deve essere bloccato da un dispositivo, per esempio, che non viene collegato bene o che ci sono problemi di non sincronizzazione. Cioè uno deve cliccare il tasto registra, tu registri tranquillamente, dopo che sicuramente hai speso anche i soldi. Quindi spero, ragazzi, che funzioni tutto. Ora appena io chiudo qui il gameplay di Battlefield, abbiamo vinto. Adesso farò partire un'altra come dire, entreremo in un'altra partita. Questa è una partita così di prova con il cecchino, magari, o con o con il geniere. Vediamo un pochettino come risponde il gioco nei caricamenti e così via. Una sorta di test generale. Quindi, ragazzi, appunto anche per questo che non caricavo video a volte quando mi ritrovavo con il vecchio registratore, proprio perché facevo un video, poi l'audio o non si sentiva o non era sincronizzato, o mentre registravo si spegneva il programma da solo e perdevo tutto.
E adesso quindi spero che tutto funzioni regolarmente, audio, video, sincronizzazione, non ci siano problemi di driver, non ci siano problemi di riavvio istantaneo in un momento improvviso, non ci siano problemi strani che non sono elencati neanche su Google, quindi speriamo che funzioni tutto. Così possono arrivare sicuramente uno, anche più video al giorno, perché se io sono convinto che funziona tutto alla grande, clicco il tasto, posso registrare in pace e allora possiamo giocare alla grande, possono arrivare anche più video al giorno di più giochi contemporaneamente. Posso anche streamare, posso effettuare uno streaming, più streaming magari quando facciamo le partite su Battlefield, a Dota, così funziona tutto. Speriamo che, io a quanto vedo, quanto ho collegato tutto, funziona tutto regolarmente, quindi ma penso che possa andare tutto abbastanza bene. Non lo so adesso che ci penso se farvi vedere di nuovo con il telefonino in basso cavi come li ho collegati, perché dovrei rispostare tutto. Il mio PC è fisso appunto in una sezione della scrivania, non vorrei di nuovo spostarlo. Però infatti sì, magari facciamo così: se funziona allora non ve li posto, se non funziona vi faccio vedere come ho collegato i cavi, magari qualcuno di voi mi può dare una mano. O per esempio se non c'è sincronizzazione l'hard disk, che non riesce a scrivere bene i dati, cioè non so, ho pensato in questi mesi davvero tantissime cose, magari qualcuno di voi mi può anche aiutare, ma speriamo ragazzi che funzioni tutto. Allora, abbiamo detto il cecchino, geniere, supporto con la Peng Peng, la nostra bella mitragliatrice, scout o lo scout? Sì, meglio lo scout, dai, che non l'abbiamo provato. Vediamo come funziona. Allora, noi partiamo, siamo qui vicino al punto C. Vediamo se possiamo avanzare. Questa è la nostra bella pistolona, la uso quasi sempre. Ha una Claymore addirittura. Vediamo come funziona. Fuoco. Ah, sta caricando ancora la mappa, perché sicuramente ci vuole un po'. Siamo partiti quasi subito. Allora, io attenzione, io miro. Sta caricando sicuramente, ragazzi, la mappa. Ancora, attenzione. Niente. Vabbè, mi sono gettato un attimo sul campo di battaglia così. Adesso probabilmente perché così quando si parte, io me lo ricordo, ogni tanto la mappa deve essere caricata. Avete visto che i pixel delle montagne in alto ancora dovevano essere caricati. Ecco, forse è stato questo. Vediamo un po', adesso miro. Fuoco, ricarico. Vediamo un pochettino, ragazzi, ditemi se è sincronizzato. Fuoco. Ok, può bastare. Vediamo da questa parte. Andiamo. Speriamo che vada tutto bene. Mamma mia, non vorrei prendere questo oggettino e spaccarlo a terra. Speriamo che vada tutto bene. Ok, ma noi ragazzi siamo fiduciosi anche questa volta. Ok, vediamo un pochettino. Facciamo saltare questo muro per aria. Vediamo un pochettino di pixel in più. Pum, attenzione. No, non l'abbiamo indovinato. Attenzione, vediamo da questa parte. Eccolo, vediamo un po'. Attenzione. Oh, le è saltata in aria. Allora, vediamo un po' se con il... Oh, ehi, guardate un po'. Ehi. Intanto qua ci ammazzano, ci spuntano anche di dietro. Sicuramente, ragazzi, non sto giocando seriamente. Voglio solo testare, perché dopo questo video non voglio fare più video di test dove voglio sapere la vostra opinione sull'audio, video, deve funzionare tutto. Quindi, eccoci nuovamente qui. Ecco, dopo il rientro, ci sono lag? Ci sono attimi di lag? No. Così ricarico. Vediamo, io adesso, ragazzi, io miro. Fuoco. Giù. Su. Giù. Procedo. E mi ammazzano. You suck. Guardate che figo. Questa la voglio. Fantastica. You suck. Guardate qua a sinistra. Mamma mia, ci sta tutto, eh? Ho visto anche che si può streamare direttamente su YouTube. Vedremo. Vediamo intanto, ragazzi, se funziona tutto bene. Scusate se sono ripetitivo, però dopo tutto questo tempo e tutti questi soldi che ho speso, voglio che funzioni tutto alla grande e non debba più occuparmi dell'apparato tecnico. Chi c'è qua? Ehi. C'è le granate. Ancora vivo? No, morto. Vediamo un po' qui. Chi c'è? Vediamo un po'. No, ehi, passano. Ci buttiamo nella mischia. Oh, chi c'è qua dietro? Attenzione, ragazzi, noi come 007 con la pistola. Non so se l'avete visto, Skyfall. 007 aveva la pistola che in pratica si regolava la sua impugnatura, quindi se non sparava lui, la pistola non sparava. Attenzione, nemico davanti a noi. Niente, ci maciulla perché noi spariamo sul suo gomito. Cioè vogliamo colpire il gomito, parte vitale del corpo. Eccolo qua. No, ma sicuramente adesso il mouse sarà a 3600 dpi. Io lo utilizzavo tipo a 1000, tipo così. No, 3600 no, ma sarà tipo a 2000. Io lo utilizzavo a 800, quindi dobbiamo regolarlo un po'. Va bene. Intanto, ragazzi, spero che funzioni tutto. Me lo auguro. Così. Ehi, attenzione, ragazzi, come una faina nella notte col coltello in mano. Non basta il coltello, ci fanno secchi. No, di nuovo. Vabbè.
Vediamo un pochettino. Proviamo anche il geniere, vediamo come si vedono le esplosioni, se ci sono ritardi. Proviamo tutto. Vediamo un po'. Andiamo col geniere, con l'RPG. Spariamo adesso una cannonata nel muro. Vediamo un pochettino come va. Ecco qua sta arrivando qualcuno. Vediamo. No, 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 no. Oh, chi è che mi spinge? Pensavo che era un nemico. Qua sotto. Attenzione ragazzi. Ecco, ci rompono le scatole di dietro. Avete visto come ci ha massacrato? Però sicuramente è rimasto con 3 punti di vita. E ora un bel assist ce lo danno? No? Eccolo qua. Va bene, penso ragazzi che possa andare. Abbiamo registrato abbastanza. Adesso ci siamo fatti massacrare per girare così a random nella mappa. Bene ragazzi, quindi siamo ritornati qui. Facciamo l'ultima prova, vediamo se funziona. Miro, io fuoco, 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 fuoco. Fuoco, spengo il laser, riattivo il laser. Fuoco, proviamo a mettere qualcosa. Lancio. Ok, raccolgo. Quindi ragazzi, spero che mi facciate sapere la vostra opinione in questo video, per vedere un po' come va in generale tutto. Penso che se si nota per esempio un rallentamento che è successo? Se si nota per esempio un rallentamento, posso fare due cose: o cambiare cavo. Niente. O cambiare per esempio cavo HDMI, forse è un problema di cavo HDMI, sostituire i cavi. L'altra cosa da fare per esempio, non saprei. Oltre a cambiare cavo HDMI, cosa posso fare per cambiare hard disk. Magari è il problema l'hard disk, che non riesco quindi a scrivere. Magari qualcuno di voi che è più esperto di me in questi affari tecnici hardware del computer. Vediamo un po'. Boom. Mamma mia. È scorrettissimo uccidere con l'RPG. Infatti adesso probabilmente ci butteranno fuori. Ecco. Boom. Un'altra cannonata. Ecco, vediamo se riusciamo a beccarli. Mamma mia. Attenzione ragazzi. Boom. Mamma mia. Vediamo un pochettino come è andato. A segno. Ancora niente. Purtroppo l'RPG non è molto preciso. Arma dell'Afghanistan. Eccolo qua. Ok, dell'Afghanistan, perché me lo ricordo su Rambo 3. Poi non so se sia russo o qualcosa del genere. Attenzione, vediamo. Io adesso faccio fuoco, 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 fuoco. Ricarico. Vediamo un po'. Ok. Va bene. Allora ragazzi, ci siamo divertiti un po'. Abbiamo fatto un pochettino gli stupidi con queste prove di coordinazione. Comunque era importante per vedere un po', perché è l'unico modo. Comunque se qualcuno di voi è più esperto di me, magari mi faccia sapere se il problema, se per esempio adesso io appena chiudo il video, se il problema per esempio è un problema di ritardo dovuto ai cavi HDMI che non funzionano, ma il cavo che sto utilizzando è della dotazione standard dell'Avermedia, quindi non credo. L'altro cavo è il mio del monitor, ma quello non c'entra niente perché è collegato alla scheda video. Oppure il problema è il mio hard disk SATA 2, che forse è troppo vecchio e non riesce, sempre 7200 rpm, però come dire, forse è vecchiotto, non funziona, è distrutto. Ci deve essere sicuramente una spiegazione, perché tutto il mondo registra, quindi è impossibile che io non possa registrare. Forse un problema di hard disk, con un 60 euro di hard disk forse posso risolvere il problema. Comunque ancora non è detto. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Io adesso neanche guardo il video, perché può essere che sono solo mie idee e magari come dire, la non sincronizzazione non esiste. Quindi io carico adesso direttamente il video e voi mi fate sapere la vostra opinione, se ci sono sicuramente rallentamenti o problemi di ogni tipo. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Se funziona tutto ragazzi, non ci saranno altri ritardi, quindi arriverà il video di Formula 1 2013, la nuova avventura su Tropico, e continueremo anche tutte le altre serie che sto portando avanti. Ciao a tutti!